Ciao, ti do il benvenuto da mattoscacco.com in questo nuovo video. Oggi andiamo ad esaminare una partita per intera giocata in una partita del 1923. Col bianco abbiamo il grandissimo Rubinstein e col nero abbiamo Hromadka. Allora, questa partita è veramente molto interessante perché va a mostrare come è possibile trovare degli attacchi impensabili all'interno di posizioni impensabili. Allora, andiamo a vedere come si gioca questa partita, come hanno giocato questa partita. E4 e 5, classica apertura di re, F4. Ora, in quei periodi lì il gambetto di re si vedeva spessissimo, ora non più di tanto. Ovviamente lo scopo è quello di far accettare il gambetto da parte del nero, sviluppare il cavallo, arroccare subito e sviluppare i pezzi. Quindi lo scopo poi alla fine di ogni gambetto è quello di andare in vantaggio coi tempi. Una delle risposte possibili a questo gambetto, oltre ovviamente quello di accettarlo, è alfiere C5. Questa è una mossa fortissima, perché che cosa accade se il bianco decide di accettare? Accade l'inevitabile. A questo punto il re che cosa deve fare? O si sposta o succede questa cosa qui con presa di torre e re. Perciò prima di fare una cosa del genere il bianco ci pensa su 2 volte. Perfetto. A questo punto si può continuare con cavallo F3. Cavallo F3, D6. Qui ovviamente è sempre scomodo prendere col bianco, sempre per le solite ragioni che possono esserci. Ok? Oppure donna E7. Quindi è tutta una partita giocata con molta tensione. A questo punto, dopo D6, abbiamo cavallo in C3 per continuare lo sviluppo, cavallo F6 sviluppandosi sempre, alfiere C4, cavallo C6, D3 e alfiere G4. Ora, bella posizione, tutti i pezzi leggeri sono fuori. Ora ai 2 schieramenti non basta far altro che arroccare. Ma vediamo come prosegue. H3. Ora, quando noi andiamo a piazzare un alfiere in posizioni come C4 o B4 per il nero, oppure per il bianco B5 o G5, dobbiamo sempre essere pronti appunto a questa spinta di pedone che ci fa allontanare l'alfiere. Ora o lo allontaniamo all'esterno o catturiamo, non ha molto senso entrare in una ritirata, quindi dobbiamo essere anche disposti al cambio eventualmente, nonostante sappiamo che l'alfiere valga più del cavallo. Tuttavia, se il nero va a ritirarsi qui, non ha poi molte possibilità di gioco questo alfiere campochiaro, anche perché poi potrà andare in G6 e con questo G6 c'è la fortissima catena di pedoni del bianco, quindi in questa condizione è meglio prendere. Infatti proprio così va la partita. Donna per, e ora cavallo D4, attenzione. Si minaccia di catturare la donna, ma soprattutto di catturare in C2 con una fortissima forchetta fra re e torre. Ora a questa mossa si può rispondere in questo modo. Donna G3. Ora se il cavallo andasse a mangiare in C2, donna in, ovviamente poi scacco, il re si deve spostare in qualche maniera. Però qui abbiamo un fortissimo attacco, la torre è costretta a rifugiarsi, ma in ogni modo c'è questo fortissimo attacco in F7 che la teoria veramente sconsiglia, anche perché poi si può entrare col cavallo, si può entrare con i pedoni, insomma è veramente una posizione molto scomoda per il nero, è meglio non affrontare. Quindi abbiamo detto donna G3 e a questo punto abbiamo donna E7 per proteggere il punto E5. Cambio, cambio. Ora re D1, perché se il bianco ora va a giocare donna per G7 seguirebbe torre G8, ok, andando in una bruttissima situazione, non brutta, bruttissima, quindi è meglio non farlo. Ok, abbiamo detto
pedone per, e abbiamo detto, oh scusate, questa era la mossa di prima, pedone per, e abbiamo detto re di 1, ovviamente per andare a coprire il punto C2. Ora C6 per non far entrare il cavallo in queste entrate molto pericolose, A4 andando a spingere questo pedone, immaginandosi già che la partita si sarebbe svolta sull'ala di donna. Torre G8 a questo punto per coprire questo pedone, torre F1 andando a posizionare la torre sulla colonna semiaperta, H6 per evitare l'infilata, sì, la mossa non infilata, che vuol dire altro, la mossa del alfiere in G5, che avrebbe inchiodato il cavallo alla donna, e quindi sarebbe stata una mossa molto molto fastidiosa. Cavallo E2, rocco lungo, cavallo per, alfiere per, C3, alfiere B6, alfiere, scusate, pedone A5, alfiere C7 giustamente, e alfiere A3. Qui il bianco si sta già posizionando con gli alfieri che puntano sull'ala di donna. Re B8 per andare a proteggere questo pedone, la mossa di re a destra o a sinistra a seconda dei colori nell'arrocco lungo è una delle mosse più frequenti, anche per andare a consolidare di più la situazione. Re C2 andando a togliere il re dalla prima fila, in modo tale che le due torri possano comunicare ed eventualmente possono andare a raddoppiarsi in una colonna qualora servisse. Re A8, torre F3, cavallo D5. Il cavallo si va a mettere in presa. Perché non può essere preso? Perché dopo pedone per seguirebbe spinta di pedone con attacco doppio a torre e regina con alfiere. Perciò il cavallo non può essere preso, quindi questa è una mossa molto elegante. Ma da questo momento in poi inizia un attacco sottilissimo del bianco, che è Rubinstein. Quindi ritiro apparente dell'alfiere in G1 in seguito a questa mossa bellissima di cavallo. Il cavallo va a posizionarsi in un fortissimo avamposto, quindi in questo momento sembra che il nero sia in vantaggio. Ma attenzione a cosa segue ora. Donna F2, creando un matto in A7 che deve essere assolutamente protetto. Unico mezzo di difesa è alfiere B8. G3, andando a lasciare libero il pedone in H3, non può essere assolutamente preso perché Rubinstein ha già calcolato che cosa sarebbe accaduto nell'almente il avversario non è riuscito a vederlo, perciò abbocca, andando a creare questa forchetta fra alfiere e donna. Torre per F7, donna D6 sottraendosi, donna B6. Si minaccia il matto in B7, la donna non può essere presa, altrimenti se pedone per e pedone per, la situazione del nero è abbastanza critica. Perciò che cosa succede? Dopo donna B6 abbiamo torre D7 che va a immettersi e proteggere allo stesso tempo il punto B7, alfiere C5. A questo punto segue torre per F7, alfiere per D6, torre F2 scacco. A questo punto la ritirata del re in B3 non sarebbe stata altrettanto efficace quanto donna per F2, cavallo per F2. Ora ricordiamoci che c'è sempre la torre sotto presa dell'alfiere, e alfiere C5, e la situazione è praticamente persa per il nero, poiché dopo una ritirata del cavallo, soprattutto anche con un sacrificio, la situazione è vinta per il bianco.
quindi veramente è stata un'ottima giocata, perché dopo quel ritiro dell'alfiere Rubinstein aveva calcolato tutte queste mosse e sarebbe andato in vantaggio di un pezzo leggero. È stata veramente una partita che è stata denominata partita con un attacco virtuoso.